Amici ben ritrovati, oggi vi raccontiamo i resti della basilica civile romana di età Flavia che è in piazzetta Giovanni Labus. Centro antico. Come tutte le città romane, anche Brixia possedeva una basilica civile, cioè un edificio di forma rettangolare che veniva usato per trattare affari, sanare le controversie ed amministrare la giustizia. La basilica civile di Brixia si affacciava sul lato sud del foro, cioè sul lato opposto del Tempio Capitolino. Venne costruita in età Flavia tra il 69 e il 96 d.C. e fu usata fino alla caduta dell'Impero Romano. Nel Medioevo fu modificata e trasformata in residenza privata. Negli anni 90 del Novecento c'è stato un importante intervento di restauro che ha riportato alla luce le pavimentazioni originali in marmo, sia interne che esterne, e numerosi frammenti dell'architettura di facciata, che si possono oggi ammirare in piazza Giovanni Labus. L'edificio oggi ospita la Soprintendenza per i beni archeologici di Brescia e da una parte è adibita a museo. Allora, la sunada trollongo la stufo anche se le bela. La sunada la comincia de che a momento. Tra pochissimo, grazie. Centro antico. La sunada trollongo la stufo anche se le bela. Chiediamolo immediatamente ai nostri amici che becchiamo in giro per la strada. Quando le ripetizioni delle stesse o giustificazioni o racconti stufano tanto, anche quando sono veri. Meglio che noi ora ce ne andiamo per evitare. Sì, bravo. La signora Daniela è una donna di spettacolo, si fa notare apposta, vede? Si veste coi colori sobri, certo, per non farsi notare. Sì, infatti bisogna un inno alla primavera. Così si fa. La sunada trollongo, signora Daniela, la stufo anche se l'è bello. E che troppi complimenti, troppe moine, anche se magari uno fa piacere, ma quando è troppo è falso e non va bene. Lei è sposata, signora Daniela? Sì. Chissà quanti uomini l'hanno fatto. Sì, guardi, pieno, sì. Federica col piccolo Christian, guardate che mamma e bimbo sono una favola qui. Federica, la sunada trollonga, lo diciamo a mamma, la interroghiamo. La sunada trollongo, la stufo anche se l'è bella. La storia è troppo lunga, stufa anche se è bella. Brava, però la creaturina mi sa che sta per piangere. È un po' impressionato. Emozionato, chi non si emoziona in TV, insomma, Sì, le storie troppo lunghe, anche se sono affascinanti e belle, poi ti stufano, come le storie con certi uomini. In compagnia della nostra Marica, guardate, in bicicletta, il segreto per mantenersi in forma, vero Marica? Sì. La sunada trollongo, cara Marica, la stufo anche se l'è bella. Una cosa troppo lunga stufa anche se è bella. Magari tu hai tanti pretendenti, un sacco di avanzo. Continua, dopo un po' stufa. La sonata troppo lunga sono i discorsi che fanno quelli là, che praticamente quello che fa il prete in chiesa che l'ascolti un po' e dice oh, ma che balla che fa venire questo qua, stringi. Signora Ombretta, c'è un proverbio per lei, si prepari, prova pulsante, metta le cuffie. La sunada trollongo la stufo anche se è bella. La sonata troppo lunga stufa anche se è bella. Cioè, chi sono? Quali sono le persone? Che la raccontano troppo lunga, che la raccontano sempre la stessa e via di seguito. Basta. Andiamocene allora. Basta. In compagnia del signor Roberto Boni, primogenito dell'amatissimo sindaco Bruno Boni. Senta signor Boni, la sunada trollongo la stufo anche se l'è bella. Raccontarla troppo lunga stufa la gente, per cui anche le cose belle troppo lunghe stufano. Quindi noi è il caso ora che ci fermiamo, altrimenti rischiamo di essere... Certo, dobbiamo essere sobri e concisi alla bresciana. Bene, allora, la sunada trollongo la stufo anche se l'è bella, ovvero la suonata troppo lunga, i complimenti un po' troppo melensi, le ruffianate gratuite che all'inizio possono far piacere e in realtà dopo un po' possono stancare. Quindi è importante essere avveduti in qualsiasi situazione nel sapersi stabilire un limite. Grazie amici, il nostro limite è questo. Alla prossima!